Benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Partinico violenta una bambina figlia di amici e filma gli abusi. Arrestato un uomo di 46 anni, il sindaco Rao, la città diventata una gomorra. A Caltanissetta al via l'appello per Don Rugolo, condannato in primo grado a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su minori. Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia, 7 egiziani arrestati. L'operazione El Rais della Procura di Catania smantella un'organizzazione internazionale con base a Istanbul, destinazione finale degli sbarchi, le coste siciliane e calabresi. Palermo, nel quartiere Bocca di Falco, in condizioni disperate, un bimbo di 4 anni. Forse era alla guida di una minimoto a 3 ruote finita contro un muro. E ancora incubo traffico sull'autostrada Messina-Catania, chilometri di code tra Ciriale e Giarre per una decina di guardrail da sostituire. Abolito il numero chiuso, la facoltà di medicina torna in testa alle preferenze degli studenti. La conferma a Catania al Salone dell'Orientamento per chi sta per diplomarsi a scuola. La Sicilia al Vinitaly, i primi bilanci positivi per la produzione della nostra regione al Salone del Vino più importante d'Europa. Calcio, Serie C a rush finale per il posizionamento nella griglia dei play-off. Il Catania, che giocherà solo 2 partite, punta a conservare il 5° posto. Bentrovati. Partinico violenta la figlia piccola di amici e filma gli abusi sulla bimba. Arrestato un uomo di 46 anni. Il sindaco Rao dice la città diventata una gomorra. Marco Gullà. L'orco era amico di famiglia, era spesso in casa, dove ha abusato sessualmente per anni di una bambina. Questa terribile vicenda arriva da Partinico, in provincia di Palermo. I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 46 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e pornografia minorile. Secondo quanto messo in luce dalle indagini, l'uomo, amico di famiglia e assiduo frequentatore dell'abitazione della vittima, avrebbe approfittato anche di una condizione di particolare vulnerabilità della bambina, abusandone sessualmente in più occasioni. L'indagato avrebbe filmato gli abusi sessuali avvenuti a volte anche nella sua abitazione attraverso una telecamera nascosta, realizzando così diversi video pedopornografici che gli inquirenti hanno trovato nella sua disponibilità. La giovanissima vittima si trova ora al sicuro in una struttura protetta. Un'altra vicenda di cronaca che arriva quindi da Partinico. Il sindaco Pietro Rao è sconfortato e in una lettera indirizzata alla cittadina dice: Partinico come Gomorra. Naturalmente questo segue ad altri fatti tragici delle ultime settimane, ci lascia veramente con l'amaro in bocca. Noi vogliamo costruire una città migliore per i nostri ragazzi, per i nostri figli, ce la stiamo mettendo tutta, però probabilmente il sistema sociale ha un cortocircuito. Noi abbiamo la necessità di capire, di intervenire e di fare tutto quello che è possibile fare. A Caltanissetta, prima udienza del processo d'appello a Don Rugolo, il sacerdote già condannato a 4 anni e mezzo per violenza sessuale su minori. In aula anche la curia di Piazza Armerina, ritenuta corresponsabile in primo grado. Gerry Italia. È iniziato il processo d'appello a carico di Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote condannato lo scorso marzo dal Tribunale di Enna a 4 anni e mezzo di carcere per abusi sessuali su minori. In aula anche i legali della Curia Vescovile di Piazza Armerina, che in primo grado era stata ritenuta responsabile civile in solido con il prete. La difesa di Rugolo ha chiesto la riapertura del dibattimento e l'ascolto di 2 nuovi testimoni, contestato l'intero impianto accusatorio, definito illogico e privo di fondamento probatorio. Ma i riflettori restano accesi anche sulla Curia. L'avvocato del vescovo Gisana
sostiene che la diocesi non possa essere ritenuta responsabile in quanto priva di personalità giuridica. E intanto si attende il prossimo atto di una vicenda giudiziaria ancora più ampia. Il 26 maggio si aprirà un altro processo. Sul banco degli imputati il vescovo Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano, attuale parroco della Chiesa Madre di Enna. Per la procura entrambi avrebbero mentito in aula durante il processo a Rugolo. Non solo, secondo i magistrati il vescovo avrebbe anche offerto 25.000 euro alla famiglia di una delle vittime per garantirne il silenzio. La giustizia adesso passa all'esame dei giudici d'appello, ma le ombre che pesano su questa vicenda restano fitte e coinvolgono i vertici di una delle diocesi più importanti della Sicilia. Spostiamo pagina. Traffico di migranti sull'asse Turchia-Italia. 7 egiziani arrestati. È un'operazione della Procura di Catania che ha smantellato un'organizzazione con base operativa a Istanbul. Destinazione finale degli sbarchi, le coste siciliane e calabresi. Tonino De Mana. Chi poteva accedere a questo tipo di trasporto era una persona che aveva in grado di raccogliere anche in ambito familiare una cifra ragguardevole. Le parole di Vincenzo Nicolì, direttore dello SCO, non lasciano spazio ad interpretazioni. Qui c'è di mezzo un'organizzazione ben strutturata economicamente, altro che viaggi della speranza con le cosiddette carrette del mare, che salpano dal Nord Africa. La nuova rotta dell'immigrazione emersa nell'operazione El Rais della Procura di Catania è sull'asse Turchia-Italia, con un sodalizio che operava tra Egitto, Turchia, Grecia e naturalmente Italia. 7 gli egiziani arrestati, per gli altri 8 bisognerà attendere complesse procedure burocratiche con stati extraeuropei come Turchia, Oman, Albania ed Egitto. Capo dell'organizzazione Assad Ali Guma Kodir, detto Abu Sufyan, ritenuto uno dei principali player di questo sistema di trasporto di migranti dall'Asia Minore all'Europa. Base operativa e logistica Istanbul. Da qui partivano i van carichi di migranti per i porti di Izmir, Bodrum e Marmaris, con rotte prestabilite e destinazioni in Calabria, Crotone e Roccella ed in Sicilia, con sbarchi ad Augusta e Portopalo di Capopassero. Sotto la lente degli investigatori 18 viaggi e presumibilmente un naufragio. Noi consideriamo che nel periodo delle indagini, durate circa un paio d'anni, 1 anno e mezzo, 2 anni, il giro d'affari sia stato pari a circa 30 milioni di euro. E considerate che questo tipo di viaggi è più costoso di quello dei disperati che attraversano il Mediterraneo centrale. Qui parliamo per ogni persona di circa $10.000 o 10.000 euro. Intanto gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale dalla Humanity One sono approdati nel porto di Genova. A Palermo un extracomunitario senza tetto è morto la notte scorsa nella villetta di piazza Giulio Cesare davanti alla stazione centrale. A segnalare la presenza dell'uomo, senza documenti, gli agenti della polizia ferroviaria. Il gioco di azzardo e le scommesse clandestine invadono Messina. Maxi retata della Guardia di Finanza, 22 arresti, 9 in carcere, 13 ai domiciliari. Francesco Triolo. Un'organizzazione rodata, capace anche di rigenerarsi negli anni e che gestiva in maniera capillare il gioco d'azzardo e le scommesse online a Messina in provincia, una città, quella dello Stretto, che secondo l'analisi di pochi giorni fa di Federconsumatori è al 5° posto nella classifica delle città italiane per volume delle giocate pro capite sui canali autorizzati. Si gioca a Messina e si gioca tanto, insomma, terreno fertile per le organizzazioni criminali. Nell'inchiesta, che oggi ha portato a 9 provvedimenti di custodia cautelare in carcere e 13 ai domiciliari firmati dal GIP Eugenio Fiorentino, ci sono in totale 26 indagati. Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dal 2022 e gestite per mesi dalla procuratrice aggiunta Rosa Raffa e dalle sostitute della DD Antonella Fradà e Liliana Todaro, a Messina era stata impiantata un'organizzazione capillare con ruoli ben definiti sin dal 2018, centinaia di migliaia di euro gestiti su piattaforme illegali, siti dark con estensioni internazionali su cui venivano deviati i clienti che magari entravano in un punto di scommesse dalla facciata apparentemente legale. Dalle intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali è emerso come si poteva scommettere su tutto, su qualsiasi sport. L'organizzazione utilizzava poi canali Telegram e WhatsApp per decidere come indirizzare le scommesse. I guadagni illegali venivano investiti per l'acquisto di beni immobili come case, terreni oppure partecipazioni azionarie o ancora finanziava l'apertura di nuovi punti scommesse. A capo del gruppo, secondo quanto sostiene la procura, c'erano 2 messinesi, il 52enne Carmelo Salvo e il 44enne dipendente di RFI Letteria Arcoraci.
A Caltanissetta sequestrati 1000 oggetti contraffatti e carte prepagate falsificate per la transazione con gli utenti per un giro d'affari che ammonta a oltre 50.000 euro. I finanzieri hanno anche scoperto attività di vendita svolte da privati totalmente sconosciuti al fisco, che quindi evadevano IVA e tasse nei settori di autovetture, moto e scooter, allevamento di animali e abbigliamento. Grave incidente nel quartiere Bocca di Falco di Palermo. Un bambino di 4 anni è in coma e lotta per vivere. Si sarebbe trovato su una mini moto a 3 ruote con motore a scoppio. La dinamica è ancora da accertare nei particolari. Marco Ulla. È in condizioni disperate il bambino di 4 anni rimasto gravemente ferito in un incidente nella zona di Bocca di Falco a Palermo. È ricoverato in rianimazione all'ospedale di Cristina, dove stanotte è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Il piccolo ha riportato un grave edema cerebrale e fratture facciali, arrivato già intubato dall'ospedale in Grassia, dove in un primo momento era stato trasportato dal padre, è in coma. La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire. Nel tardo pomeriggio di ieri il piccolo si sarebbe trovato su una minimoto a 3 ruote con motore a scoppio. L'impatto devastante è avvenuto contro un muretto. Il padre ha trasportato il figlio all'ospedale più vicino, l'Ingrassia di Corso Calatafimi, dove è stato intubato. Al pronto soccorso sono nel frattempo arrivati anche i parenti e gli addetti alla sicurezza, che hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per scortare il bimbo durante il trasferimento al di Cristina. L'evoluzione delle sue condizioni sarà più chiara nelle prossime ore. Nel frattempo viene tenuto sotto stretta osservazione. Nuova protesta degli automobilisti che percorrono la A18, soprattutto tra Acireale e Giarre. Chilometri di code, ancora una volta per una decina di guardrail da sostituire con restringimento della carreggiata. Autostrade Siciliane risponde e conta di ripristinare il traffico normale entro Pasqua. Francesco Triolo. Ogni giorno la stessa storia, la stessa coda, gli stessi ritardi, ogni giorno gli stessi messaggi di protesta. Percorrere l'autostrada A18 è un'odissea per migliaia di automobilisti che transitano ogni mattina soprattutto tra Giarre ed Acireale, pendolari, cittadini comuni che devono magari prendere un aereo, code tra i 3 e i 5 chilometri dovute ai lavori di messa in sicurezza e modernizzazione di guardrail, lavori che durano da circa 2 anni in quello che è il tratto più trafficato di tutta la rete autostradale del Consorzio Autostrade Siciliane e che provocano tanti disagi. Spesso e volentieri siamo costretti a interrompere. Pensi che in 2 anni abbiamo dovuto fare circa 230 giorni di sospensioni per evitare che questi disagi diventassero veramente un calvario. Per 10 metri di muretto, dicono, la protesta corre veloce anche sui social tramite messaggio. Le lamentele sono tante, dalle mancate segnalazioni ai caselli d'ingresso sino all'assenza di operai all'interno dei cantieri. Questo non è assolutamente vero, perché sono rimaste le ultime lavorazioni che interessano i sottopassi, dove ci sono delle opere in cemento armato che devono essere demolite e ricostruite. La ricostruzione comporta l'attesa per la maturazione del cemento, che spesso che dura 7-10 giorni. Stiamo cercando di ottimizzare, di accelerare i tempi in modo da arrivare nel mese di giugno a chiudere definitivamente questo benedetto cantiere che, ci rendiamo conto, sta comportando dei disagi particolarmente gravosi per l'utenza. A Palermo, traffico in tilt in viale Regione Siciliana all'altezza del Ponte Corleone. La limitazione della circolazione di pedoni e auto per lavori di miglioramento degli impianti di illuminazione. Previsti 3 giorni di chiusura della corsia centrale in direzione Catania e Trapani. Rientrata in mattinata l'attività esplosiva dal cratere di sud-est dell'Etna. L'Istituto di Geofisica e Vulcanologia registra ancora una debole emissione di cenere sull'area sommitale del cratere, ma senza l'emissione di nube vulcanica. Di conseguenza è rientrata l'allerta per i voli aerei e regolare l'attività dell'aeroporto Bellini di Catania. Ancora a Catania è inaugurato al CUS il Salone dell'Orientamento. 3 giorni in cui gli studenti delle scuole superiori possono farsi un'idea sul corso di laurea in cui iscriversi. Alcuni hanno però già le idee chiare. Adelaide Barbagallo.
Molto probabilmente medicina, se ci fanno sapere qualcosa. Mi è sempre piaciuta. Molti hanno già le idee chiare, è caduta la tagliola dei test, saranno tantissimi quest'anno i ragazzi che si iscriveranno a medicina. Non sarà un problema, ci sarà questo semestre filtro come deciso dal Parlamento, quindi in tanti parteciperanno a questo semestre filtro e poi per quello che riguarda la seconda parte sarà come sempre una selezione. Al CUS di Catania è il salone dell'orientamento, 3 giorni di festa e l'opportunità per i ragazzi e le scuole superiori di conoscere i dipartimenti e i corsi di studio dell'Ateneo. Abbiamo visto ingegneria, fisica, scienze politiche, abbiamo parlato. Sì, interessante. Nei vari stand, tutor, studenti universitari con i quali confrontarsi sulla loro esperienza. Eccoli gli alambicchi della facoltà di chimica. Qua stiamo facendo un pochettino una demo di tutti quelli che sono varie esperienze che facciamo in laboratorio e diamo anche un minimo di teoria base per incuriosire più che altro le persone a iscriversi effettivamente a chimica. Qui per dare informazioni a eventuali studenti che volessero iscriversi in ingegneria. Che progetto state illustrando? È un progetto di Formula SAE, è una competizione sportiva universitaria che si occupa della costruzione e della progettazione di un'auto di auto formula. Avevo già le idee chiare, volevo fare giurisprudenza, ma anche in altri stand ho avuto la possibilità di rivalutare le mie idee. Sul palco ad intrattenere con la loro musica gli studenti di Radio Zammu, anche questa assieme al coro dell'università una bella realtà dell'Ateneo di Catania. E se sulla circonvallazione stamattina c'è stato un po' di caos, pazienza. Andiamo ad altre notizie. Saranno eletti fra 3 settimane i nuovi presidenti dei 6 liberi consorzi siciliani che hanno sostituito le ex province. Diamo una prima occhiata ai candidati messi in campo dai partiti per la guida delle istituzioni intermedie senza elezione diretta. Maglio Viola. Scaduti i termini sono state presentate le candidature per le elezioni dei presidenti dei 6 liberi consorzi siciliani e per i consigli provinciali anche delle 3 città metropolitane. Ad Agrigento una delle sfide fratricide con 2 candidati di centrodestra l'uno contro l'altro, da un lato il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino, dall'altro lato il sindaco di Aragona Giuseppe Pendolino, che corre soltanto con Forza Italia, Movimento per l'Autonomia e buona parte della sinistra invece. A Caltanissetta i candidati sono 3, 2 di centrodestra e uno a metà fra destra e sinistra. Si tratta di Massimiliano Conti, sindaco di Niscemi, e di Walter Tesauro, sindaco di Caltanissetta, sostenuto soltanto da Forza Italia. Il terzo incomodo è Terenziano Di Stefano, sindaco di Gela, candidato della sinistra ma appoggiato anche dal Movimento per l'Autonomia. Enna sembra essere una delle 2 province dove si è trovato un accordo nella maggioranza. Rosario Colianni, sindaco di Nissoria, si scontrerà con Pietro Capizzi, sindaco di Calascibetta. A Trapani il centrodestra corre con Giovanni Lentini, sindaco di Castelvetrano, contro Salvatore Quinci, sindaco di Mazzara del Vallo. A Ragusa la DC accusa gli alleati di non aver rispettato i patti e schiera un suo candidato, Gianfranco Fidone, sindaco di Acate. Il centrodestra invece candida Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso. Per la sinistra corre Roberto Ammatuna, sindaco di Pozzallo. Siracusa è la provincia più litigiosa, dove candidato alla presidenza del libero consorzio per il centrodestra è Michelangelo Gian Siracusa, sindaco di Ferla e dirigente di Azione. Qui l'intero gruppo di Gian Siracusa è riuscito a presentare una lista unitaria, ma il gruppo del deputato regionale Riccardo Gennuso di Forza Italia e quello di Luca Cannata di Fratelli d'Italia hanno entrambi presentato proprie liste e potrebbero invitare all'astensione. L'altro candidato, quello di sinistra, è il sindaco di Carlentini Giuseppe Stefio. Giuseppe Parello è il nuovo direttore generale della Fondazione Agrigento Capitale Italiana della Cultura. Subentra Roberto Albergoni, che si era dimesso il 25 marzo. A Gela prende forma il Museo dei Relitti Greci. Il progetto valorizzerà il patrimonio archeologico subacqueo della città e rilancerà il turismo culturale. Gerry Italia. Dopo anni di attesa e rallentamenti burocratici con l'apertura delle prime casse del relitto arcaico, sono ufficialmente iniziati i lavori di allestimento del Museo dei Relitti Greci a Gela. La struttura, realizzata dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali di Caltanissetta e finanziata dalla Regione Siciliana, ospiterà il relitto arcaico recuperato al largo di Bulala tra il 2003 e il 2008. Il museo sarà arricchito da vetrine espositive e installazioni multimediali e offrirà ai visitatori un'esperienza immersiva. La fase iniziale dei lavori prevede il montaggio dello scafo, un'operazione delicata che restituirà alla città un pezzo della sua storia.
Sono contenta che siamo arrivati a questo punto perché davvero Gela merita di avere un museo importante e attrattivo come sarà questo. Presente all'apertura delle casse anche l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, che ha sottolineato l'importanza del progetto per la valorizzazione del patrimonio siciliano. Gela avrà l'opportunità di avere un polo culturale importante che racchiude la storia ma anche l'archeologia marittima del Mediterraneo. Secondo me diventerà esempio e paradigma di riferimento. Il sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, ha evidenziato il valore dell'iniziativa per la città. Un evento importantissimo, un evento che cambierà decisamente le sorti del nostro territorio e dei territori vicinori. L'allestimento del museo rappresenta un passo decisivo per la valorizzazione del patrimonio archeologico marittimo di Gela. Dopo il successo della mostra Ulisse in Sicilia, che ha attirato oltre 45.000 visitatori, la città si prepara a un nuovo capitolo di crescita culturale e turistica. Adesso andiamo a Verona in diretta con il Vinitaly, l'annuale salone internazionale del vino e dei distillati, che è il più importante d'Europa, con 4.000 espositori e 150.000 visitatori in media ogni anno. Con noi Salvatore Barbagallo, che è l'assessore all'agricoltura della regione siciliana. Buongiorno assessore, ben trovato. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Domani la chiusura del Vinitaly. Che bilancio si può cominciare a trarre da questa edizione per la Sicilia? Un bilancio estremamente positivo per la Sicilia, una grande edizione con 120 espositori della Sicilia, un grande sforzo da parte della regione siciliana per mettere a proprio agio gli imprenditori agricoli che provengono da tutta la Sicilia, dalle zone particolarmente vocate quale Trapani, Palermo e Agrigento, dalle zone dell'Etna ma anche da altre zone della Sicilia, di Vittoria, delle Loro, dei Nebrodi. Una grande partecipazione, un grande entusiasmo da parte dei visitatori e lo stand della Sicilia è stato uno dei più visitati di tutta la fiera, veramente una grande soddisfazione. All'inaugurazione ha partecipato il presidente Schifani. Ecco, assessore, grande soddisfazione, vino siciliano di ottima qualità, apprezzato nel mondo, però adesso è diffusa, capirà, la preoccupazione per i dazi. Incideranno sul nostro territorio, per i nostri vini e come? Guardi, non bisogna drammatizzare la questione dei dazi, ma non bisogna sottovalutarla. Certamente abbiamo degli strumenti per contrastare innanzitutto la resilienza degli imprenditori agricoli che sapranno affrontare il momento, ma sicuramente i dazi applicati ai prodotti alla fonte, cioè al prezzo dell'importazione o dell'esportazione, non sono dazi applicati alla bottiglia, alla vendita, per cui pochi euro verranno ammortizzati, ma comunque la Regione è attrezzata, cercheremo di aprire nuovi mercati, di potenziare i mercati esistenti e poi di rilanciare l'enoturismo, che sicuramente valorizzando l'enoturismo possiamo avere un valore aggiunto per il prezzo della bottiglia. Grazie all'assessore Salvatore Barbagallo, lasciamo Verona e il Vinitaly con i complimenti naturalmente per i nostri operatori del settore. Torniamo a Catania, divertimento e solidarietà si incontrano per la terza edizione della caccia alle uova di Pasqua, è un evento molto atteso dai bambini e dalle famiglie, si svolgerà sabato 19 dalle 10 alla Villa Bellini. Lì saranno nascoste tra le siepi, viali, giardini, 10.000 coloratissime uova, alcune le state già vedendo. La manifestazione è gratuita, aperta al pubblico e patrocinata dalla Regione e dal Comune di Catania, è stata presentata questa mattina al Palazzo della Cultura. All'azienda Garibaldi sarà devoluto parte del ricavato delle vendite del Curios Uovo, un nuovo artigianale al latte che unisce gusto e beneficenza. Appuntamento per sabato 19. Adesso la nostra pausa, tra poco il calcio con il Catania rush finale per i play-off. Rimanete con noi. Calcio in Serie C, ultime 3 giornate della stagione regolare, siamo al rush finale per il posizionamento nella griglia dei playoff. Il Catania giocherà solo 2 partite, per un turno riposerà. Marco Carli.
3 partite, solo per qualcuna, per altre sono 2, alla fine della stagione regolare. La corsa verso il miglior piazzamento nella griglia dei playoff. Il Catania al momento è quinto col Picerno. Arrivare in quinta posizione sarebbe un ottimo risultato perché significherebbe avere la certezza di giocare in casa il primo e il secondo turno, entrambi in gara unica, della fase del girone dei playoff, con la possibilità di arrivare alla fase nazionale con 2 pareggi al 90°. I rossazzurri nella regular season giocheranno solo 2 gare, riposeranno nel turno pasquale quando avrebbero dovuto affrontare il Taranto escluso dal torneo. 2 trasferte per De Rose e compagni a Cava dei Tirreni con la Cavese impegnata a conquistare un posto nei playoff e una probabilmente decisiva con il Potenza. Come si vede dalla grafica, 4 squadre in un punto, anche il Picerno come il Catania giocherà solo 2 gare, 3 invece per Benevento e Potenza. Una corsa vincente a cui il Catania partecipa con merito per quello che ha fatto nelle ultime partite, anche se la sconfitta con l'Avellino ha mostrato, come ammesso da Toscano, che il Catania deve ancora crescere in vista degli spareggi promozione. Ma i rossazzurri, va anche detto, nel primo tempo hanno retto benissimo il campo con la capolista. In settimana Inglese avrà la possibilità di mettere altra benzina nelle gambe, così come Dal Monte. Nella partita di Cava dei Tirreni, che Telecolor sabato trasmetterà in diretta in chiaro, non ci sarà Di Tacchio squalificato, pronto Quaini. Il Catania, dopo lo stop con l'Avellino, vuole subito riprendere a correre. Noi ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.